200 d'orso, settore femminile. Presentiamo queste atlete. Corsia 1 parte Silvia Casali, nuoto gemonese. Alla 2 Valentina Carlini, Sport Village Pesaro. Corsia 3 Matilde Modolo, Idros. Corsia 4 Elena Pravato, Nord-Est H2O. Corsia 5 Zoe Masetti, Nottoli nuoto 74. Alla 6 Greta Pavan, Stia Libero. Corsia 7 Elena Buttignol, Nottoli nuoto. Corsia 8 Silmava Pederiva, Stella Marina. Elena Bravato in corsia numero 4, 2:15:72 nelle batterie, suo il miglior tempo d'ingresso in finale. Proprio Elena Bravato che va a prendersi il primo passaggio ai 50, 32:40, a 16 centesimi la Masetti, 2:56, a 70 centesimi la Modolo, 33:10. Atlete che si avviano a completare la prima metà di gara. Masetti che forse si mette davanti ai 100 metri per 5 centesimi soltanto, 1:6:86 il suo passaggio, Bravato 1:6:91. E poi sempre Matilde Modolo ad occupare la terza posizione, alle sue spalle Pavan e Carlini in quarta e quinta. 5 centesimi tra Masetti e Bravato ai 100 metri, con Zoe Masetti che va a guadagnare ulteriormente nella terza parte di gara, nuotata in 34:08, Bravato 35:05. Uscita dall'ultima subacquea, sempre Masetti e Bravato, e poi lotta per la terza piazza Modolo e Pavan. Intanto là davanti accogliamo la vincitrice Zoe Masetti per il Nottoli, 2:15:18. Elena Bravato seconda, 2:16:82, poi Matilde Modolo mantiene la terza posizione, 2:20:46.